a questo concerto intitolato Requiem per Rinascita. Speriamo che sia per quest'ultimo modo per vivere la settimana santa con ancora più passione, permettetemi. Questa sera siamo nella cornice del Duomo di Baiano e vi accogliamo con un grande applauso e un grande ringraziamento per essere qui questa sera. Grazie. La corale Zoltan Corali Massons, diretta dal maestro Davide Pintis. La corale Valeriano Italiano, diretta dalla maestra Michela Gagni. E il coro Città di Trieste, diretto dal maestro Stefano Fabio. Il coro bandistico Valdi Gordo, diretto dal maestro Andrea Comunito. Stasera quindi ascolteremo delle musiche sacre e profane in una commistione di orchestra chiave e voce. Invito il padrone di casa Don Carmen per un breve saluto. A questo concerto. Allora, siamo ormai alla vigilia del triduo pasquale, anche il titolo non parla proprio di rinascita, no? E per rinascere bisogna quindi rimettersi in gioco. Quindi credo che sia un bel inizio con questo concerto, no? Per chi vuole entrare in se stesso, vuole sentire delle voci, dei suoni, no? Sentire dei canti, ecco, per lasciarsi quindi rinnovare da qualcosa che magari adesso non sa dargli un nome, però la musica ci può aiutare, il canto ci può aiutare a trovare questa ispirazione. Qui quindi nel Duomo di Mariano, quindi sicuramente questa sera avremo questa occasione. Quindi sono contento di accogliere tutti questi cori dalla banda del Valdi Gordo, e quindi grazie a tutti voi e auguro a tutti una bella serata, un bel progetto. Vorrei dire che per me Requiem di Mozart è un'opera magnifica che mi ha sempre commossa e sono molto felice di ascoltarla in questo contesto. Ringrazio anch'io do il benvenuto, anche se sono in al coro di Bassono, di Paesiano di Prato, Zoltan Culani, diretto dal maestro Davide Pintis. Ringrazio il coro calabrese, diretto dal maestro Stefano Volante, e il coro bandistico Valdi Gordo di Ovaro, diretto dal maestro Andrea Comoretto. E questo insieme di cori rende questo concerto unico e ancora più speciale. Sottolineo che la musica è un linguaggio che unisce le persone e la nostra comunità. E la scelta di questo concerto dal titolo Requiem per Rinascita è molto suggestivo e si adatta al tema della Santa Pasqua.
l'occasione per fare a nome mio, a nome del sindaco e a nome di tutta l'amministrazione comunale, a tutti voi, familiari, i vostri cari, i migliori auguri di buona Pasqua, di pace, serenità e salute. Buonasera a tutti, benvenuti in questo momento pasquale, a questo appuntamento che fa parte di Pascalia, progetto regionale per il periodo pasquale. Ringraziare i cori, alla Val di Gordo e tutti i cori e i loro maestri per il lavoro che ho fatto su questo progetto. Non è una cosa semplice preparare progetti di questo genere, però è importante le collaborazioni che ci sono tra i cori, bande, orchestre. Il mondo deve crescere e proporre questi tipi di iniziative. Secondo me, e per la nostra associazione, in una società corale triennale che ho il piacere di presiedere, è un momento importante, perché si cresce solo lavorando insieme. E questo, credo che questa sera i coristi, i maestri, in questi due momenti di questo progetto che seguiranno, perché ci sono in progetto 11 serate di repliche, quindi un bel progetto, ci sia una soddisfazione unica del lavorare. C'è dietro tutto questo, c'è tanto sacrificio, tanta organizzazione, perché anche organizzare una serata, ne parlavo prima con il presidente della banda, non è semplice. Mi fa piacere che siate in tanti ad ascoltare, perché questo è il nostro dovere, cioè avere tanta gente che ascoltare Mozart, ascoltare De Haan, sono cose importanti, ci aiutano a passare momenti difficili come quelli che stiamo passando, un momento di relax, un momento di tranquillità. Sono momenti difficili, sono momenti che siamo impegnati con la testa in altre cose, ma mi auguro che si possano superare. Scusate la voce, ma siamo in un periodo di impegni. Si possano superare e credo che grazie alla collaborazione di tutti e al nostro impegno si possono essere momenti pasquali tranquilli per quanto riguarda il nostro mondo, ma mi auguro che questo momento pasquale aiuti anche chi ci governa a livello mondiale ad avere un momento di riflessione e a pensare che la pace è un momento importante. E quindi auguro a tutti voi e alla vostra famiglia buona Pasqua. velocissime per quanto riguarda la serata dal punto di vista musicale. Eseguiremo in tutto 3 composizioni. La prima composizione è l'Overture dell'Egmont, scritta da Ludwig van Beethoven tra il 1809 e il 1810. Gli è stato richiesto, gli venne richiesto ai tempi di scrivere la musica di scena di un dramma di Goethe proprio che narrava le vicende del conte di Egmont, che fu decapitato
questa vicenda ha ispirato Beethoven a tal punto da scrivere una musica di scena che lo stesso Goethe, quando lesse la partitura, si complimentò proprio perché era riuscito a trasferire in musica quelli che erano proprio gli ideali del dramma che era stato. Poi andremo ad eseguire la missa breve di Jacob de Haan, compositore olandese, attualmente vivente. La prima è stata eseguita nel 2002 ed è stata commissionata dal Dipartimento della Cultura francese per celebrare il millenario della nascita di Papa Leone IX. E in ultimo andiamo ad eseguire 6 brani tratti dal Requiem. Non lo faremo intero perché la nostra trascrizione prevede i 6 brani che impegnano organico strumentale e coro senza i solisti, a parte del primo nell'introitus c'è un intervento del soprano. Ecco, l'ultima cosa prima di cominciare: il primo brano è un pezzo unico, gli altri sono articolati in più brani, strutturati in più brani. La Missa Brevis è composta dal Kyrie, dal Gloria, dal Credo, dal Sanctus, dal Benedictus e dall'Agnus Dei. Sono brani separati fra loro ma che fanno parte di un'intera composizione. Mentre del Requiem che andremo ad eseguire l'introitus, poi andremo ad eseguire il Kyrie, il Dies Irae, il Rex, Majestatis e il Confutatis, e chiudiamo con il Latino. Ecco, quindi vi chiedo se ritenete di applaudire il risultato sonoro che ascoltate, di applaudire alla fine dei 3 blocchi, non in mezzo, per non interrompere quel filo di sacralità che unisce anche la musica nei momenti. Grazie e buon concerto.
Amen.